I territori del vino si possono girare anche in bici. Il nuovo fenomeno delle due ruote è la gravel, la bicicletta che può andare anche sulla ghiaia. Allora, c'è un progetto di Regione Veneto, andiamo a vedere con Federico Caner di cosa si tratta. Un Vinitaly 55esima edizione 2023, grandi numeri. Oltre 4.000 espositori provenienti da oltre 30 paesi diversi, quindi insomma un Vinitaly che diciamo spumeggiante potremmo dire, con tantissime presenze da parte dei buyer, anche di wine lovers, quindi io penso che la fiera del Vinitaly rispetto alle altre fiere sia caratterizzata perché è inserita in un contesto particolare, quello veronese, fatta di arte, cultura, bellezza, e quindi sia giusto non solo avere i buyers qui all'interno, ma anche tutte quelle persone che provengono anche dal mondo della ristorazione, del bar, ma semplicemente che amano il mondo del vino e che vedono questa fiera in maniera diversa. Qui c'è un calore che da qualche altra parte non c'è. Il vino è un biglietto da visita del territorio e per scoprire il territorio, come abbiamo visto poco fa, lo si può fare in bicicletta, possibilmente lontano dal traffico, con la gravel, che è il nuovo fenomeno su cui anche la Regione crede perché ha investito in promozione e infrastrutture. Sì, il sistema del gravel è questa nuova tipologia della bicicletta sullo sterrato che sta funzionando bene, oltre 5.500 km di pista. Devo dire che comunque all'interno del progetto della mobilità generale della Regione ne abbiamo ben 2.000 anche di piste, insomma, ciclabili anche all'interno delle città, quindi l'idea è quella di creare questo connubio tra la pista ciclabile classica, insomma, per il cittadino, e tutti i percorsi del cicloturismo, che sono tanti, molteplici. Ora stiamo insistendo molto su questa nuova disciplina perché ci permette di visitare quella parte del territorio che magari è meno conosciuta, permette anche di andare in sicurezza in bicicletta, perché sicuramente le strade qualche difficoltà in più ce l'hanno, mentre il gravel, potendo andare in queste strade sterrate, ti permette di vedere il paesaggio con più tranquillità, e quindi noi investiamo molto su questo. Abbiamo la necessità però di avere i privati che ci credano e che investano. Il pubblico sta facendo la propria parte anche con programmi ad hoc dove diamo finanziamenti anche a fondo perduto. Però abbiamo bisogno che i privati ci credano, investano e creino i servizi per poter anche promuovere queste piste ciclabili in tutto il territorio.